Un secolo fa i nostri avi, con coraggio e visione, scelsero di unirsi in cooperativa per portare luce ed energia al paese. Da allora, grazie all'impegno di generazioni di soci e amministratori, la società ha accompagnato lo sviluppo della comunità, affrontando sfide, calamità naturali e trasformazioni del mercato, senza mai smarrire i valori di cooperazione, solidarietà e rispetto per l'ambiente. Alla fine dell'Ottocento la Carnia, colpita da crisi agricole ed emigrazione come il resto d'Europa, visse povertà e partenze stagionali di molti uomini in cerca di lavoro. In questo contesto nacquero cooperative, casse rurali e latterie sociali, espressione della solidarietà comunitaria che gettarono le basi di un modello cooperativo utile a rafforzare le comunità e contrastare lo spopolamento. Nel 1900 nacque la Cassa Rurale di Santa Maria Assunta, voluta da Don Fortunato de Santa per sostenere la comunità di Forni di Sopra, con prestiti a basso interesse e un magazzino di consumo. Con una settantina di soci divenne presto il cuore del paese, promuovendo cooperazione, fiducia e nuove iniziative per lo sviluppo economico e sociale. Monsignor Fortunato de Santa fu uomo di grande cultura e spirito dinamico. Animato dall'amore per la sua comunità, seppe coglierne i bisogni e proporre soluzioni concrete ai problemi del tempo. L'acqua, da sempre fonte di vita e lavoro, divenne nei primi del Novecento la risorsa per lo sviluppo moderno. Nacquero centrali private e partirono progetti pubblici per sfruttare i torrenti Dria, Tolina e Tartoana. Così, dopo vari tentativi naufragati, una nuova realtà gettò le proprie radici ai primi di giugno del 1925, quando 32 fornesi si riunirono all'albergo all'Ancora e di fronte al notaio udinese Ettore Fazzutti diedero vita alla nuova società idroelettrica. Il primo presidente fu Nicolò Pavoni. La nuova società definì come scopo la costruzione e gestione di impianti idroelettrici per fornire energia elettrica a Forni di Sopra. Nell'autunno del 1925 si acquistò il primo impianto dalla ditta Ercole Marelli per l'importo complessivo di 107.000 lire, con l'aiuto della Cassa Rurale Santa Maria Assunta. Dopo una fruttuosa raccolta soci, nel 1926 partirono i lavori per la realizzazione della prima centrale idroelettrica sul torrente Tolina. Nell'ottobre dello stesso anno, la turbina con generatore di 40 kW entrò in servizio. Partì la vendita a prezzi calmierati per i soci, vennero distribuite le lampadine ed iniziarono a pervenire le prime domande per l'utilizzo dei ferri da stiro. Nel 1927 l'idroelettrica iniziò ad illuminare le strade comunali. Dopo la Grande Guerra, l'Italia si trovò a fare i conti con risorse limitate e con la necessità di puntare all'autosufficienza. Con il testo unico del 1933, lo Stato diede nuovo impulso allo sviluppo idroelettrico, semplificando norme e favorendo investimenti. Così nel 1935 vennero distribuiti i primi interessi ai soci fornesi. In quegli anni, nonostante l'illuminazione fosse ormai diffusa in tutto il paese e nelle borgate, l'aumento degli elettrodomestici rese necessaria una regolamentazione degli orari di utilizzo dell'elettricità e si iniziò a sentire aria di malcontento nel paese per la mancanza di energia. Negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale, la società idroelettrica di Forni di Sopra si trovò in grave difficoltà. La crisi del 1929, le spese belliche e l'impianto sul Tolina, ormai obsoleto, non riuscivano più a soddisfare le crescenti esigenze energetiche. Tra il 1941 e il 1942 arrivò inoltre la proposta della SADE, Società Adriatica di Elettricità, di acquistare la centrale, le linee e le acque del Tolina, destinate al bacino dell'Umieia Sauris, prospettando la perdita dell'autonomia e la dipendenza totale da un colosso esterno. Per evitare il fallimento, il direttivo decise di reagire avviando lo studio di un nuovo impianto, puntando sulle acque non captabili dalla Sade, come quelle del torrente Dria, affluente del fiume Tagliamento. Nel 1942 vennero richieste le concessioni. La domanda di energia cresceva, la centrale di Rivala sul torrente Tolina era giunta al capolinea e la idroelettrica dovette acquistare energia dalla SFE, Società Friulana di Elettricità. Nel maggio del 1944
vennero cedute alla SADE le utilizzazioni delle acque del Tolina e del Tagliamento per la somma di 200.000 lire. La centrale sul torrente Tolina fu così ufficialmente dismessa dal suo utilizzo. Nonostante le difficoltà, la SADE dimostrò grande tenacia, avviando già in piena guerra i lavori della diga sul Lumieia Sauris, la Maina, allora la più alta d'Italia, con 136 metri, capace di contenere oltre 70 milioni di metri cubi d'acqua raccolti dai torrenti e dal tagliamento, convogliato tramite una galleria di 29 km. La fine della Seconda Guerra Mondiale portò un desiderio di rinascita. La società idroelettrica rinnovò il consiglio direttivo e venne eletto presidente Comis Lino Peck, che nel 1946 avviò, non senza difficoltà, la costruzione di un nuovo impianto idroelettrico sul torrente Dria. Nel marzo del 1948, di fronte alle difficoltà finanziarie per il completamento della centrale idroelettrica sul Dria, il sindaco Ferruccio Cella e la società idroelettrica convocarono un'assemblea popolare che divenne storica. I capifamiglia, riuniti nella latteria sociale di Vico, approvarono all'unanimità il mandato al comune per reperire i fondi. Questa decisione, ricordata come un vero e proprio referendum, rappresentò un esempio di partecipazione democratica e di responsabilità condivisa verso il futuro della comunità. Raccolti i fondi, in meno di un anno i lavori vennero portati a termine con una spesa complessiva di 37 milioni di lire. Per la società idroelettrica iniziò una nuova vita. Alla scadenza del mandato di Lino Comis, la presidenza della società idroelettrica passò a Francesco Pavoni Preve. La sua prima iniziativa fu la revisione dello statuto, ormai superato, per adeguarlo al nuovo contesto nazionale e disciplinare i rapporti con il comune di Forni di Sopra. Il 31 marzo del 1949 l'Assemblea Generale approvò le modifiche che sancirono ufficialmente la partecipazione del comune alla società idroelettrica nominando 4 amministratori. In quegli anni furono emesse nuove azioni e riaperte le ammissioni a socio con una consistente ondata di adesioni. I conti della società tornarono positivi, con un utile di 100.000 lire, ma la produzione di circa 100 kW risultò presto insufficiente per il fabbisogno del paese. La distribuzione di energia era irregolare, soprattutto a Cella e nelle zone periferiche, a causa delle reti ormai obsolete e bisognose di rinnovamento. Negli anni 50 Forni di Sopra fu riconosciuta ufficialmente come stazione di soggiorno turistico. In quegli anni la società idroelettrica, molto attiva, avviò forniture anche per la nuova colonia alpina Oda, in Mauria, mentre il comune promosse un piano urbanistico che portò alla costruzione e ristrutturazione di diversi alberghi e rifugi, consolidando la vocazione turistica del paese. Nel 1956 la società idroelettrica vendette la segheria di Cella per finanziare i nuovi impianti studiando l'utilizzo delle acque del fontanon di Palas. Tuttavia, i debiti per la centrale sul Dria gravarono ancora sul bilancio, nonostante le relazioni ufficiali descrivessero la situazione in modo eccessivamente ottimistico. Il futuro si presentava difficile. I debiti pregressi e i nuovi oneri limitavano gli investimenti e i miglioramenti degli impianti, mentre la domanda di energia continuava a crescere. Nel 1957 Anziuti Guerrino Dero divenne presidente della società idroelettrica, trovandosi ad affrontare un periodo difficile. I debiti per la centrale sul Dria e le spese per l'ampliamento delle reti appesantirono il bilancio. Per garantire la continuità della fornitura si rese necessario l'appoggio della società friulana, mentre nel gennaio del 1959 la messa in parallelo con la SFE, realizzata dalla SECAB di Paluzza, stabilizzò il servizio e permise di cedere l'energia non assorbita. A Forni di Sopra l'arrivo degli elettrodomestici fu lento, frenato dai costi. L'elettricità restava principalmente industriale o turistica, spingendo la società idroelettrica a investire in seggiovie e impianti sciistici, creando nel 1961 la società fornese Seggiovie e Sciovie, e coinvolgendo anche i paesani nell'installazione del trasformatore a Ciandarengs. Nel 1960 lo statuto fu aggiornato per ottenere contributi statali grazie ai quali dal 1962 la società idroelettrica tornò in attivo e realizzò nuove linee elettriche per il turismo e per un ripetitore RAI.
La nazionalizzazione del 1962 e la nascita dell'Enel assorbirono molte piccole aziende elettriche, ma la società idroelettrica rimase indipendente per la sua limitata produzione. Nel 1963 la presidenza passò brevemente a Ferdinando Antoniacomi, per poi tornare a Guerrino Anziutti e i dipendenti pensionabili furono sostituiti da nuove figure. L'alluvione del 4 e 5 novembre 1966 colpì duramente il territorio, infrastrutture e centri abitati. La piena del tagliamento distrusse ponti, edifici e la centrale idroelettrica sul Dria, lasciando il paese isolato e senza energia. La società idroelettrica si trovò così a decidere se ricostruire la centrale, scelta sostenuta dalla maggioranza del direttivo, o affidarsi completamente all'Enel. Nonostante le riserve del comune, la centrale fu ricostruita grazie anche ai contributi pubblici. La nuova centrale venne inaugurata il 1 settembre 1968 e con la benedizione di Don Riccardo Talotti riprese la produzione. All'inizio degli anni 60 la società idroelettrica era economicamente stabile, ma ancora dipendente dall'Enel. L'espansione degli impianti era rallentata da numerose difficoltà tecniche. Nel dicembre del 1970 la società acquistò officine e distributore di Luigino Vecellio Stagnin, ottenendo anche la licenza di vendita carburante, poi concessa in affitto ad Andrea Alessandro Bisar dal giugno del 1971. Negli anni 70 la crescita turistica di Forni di Sopra rese urgente ammodernare la rete elettrica. In un'assemblea del 4 gennaio 1972, con circa 400 partecipanti, il sindaco Lorigo propose di affidare la gestione all'Enel. Esercenti, cittadini e visitatori chiesero un collegamento ad alta tensione da Ampezzo e l'acquisto di un gruppo elettrogeno per garantire lo sviluppo turistico. L'energia prodotta dalla centrale sul Dria, dall'Enel e dal gruppo elettrogeno garantì il fabbisogno stagionale, ma i lavori sulle linee interne ed esterne erano ormai urgenti. Nel 1973 la presidenza dell'idroelettrica passò a Coradazzi Enrico. La squadra tecnica si ampliò con Antoniacomi Renato e Anziutti Lucio, mentre Ivano Dorigo sostituì Silvano Antoniacomi come segretario. In una fase di forte contrazione economica, i lavori per la nuova cabina di Parsilan furono eseguiti in economia dagli stessi amministratori. Negli anni 70, mentre proseguivano manutenzione e potenziamento della rete interna, l'idroelettrica integrava ancora l'energia con l'Enel, accumulando però un debito crescente che nel 1974 raggiunse i 20 milioni di lire. La cessione dell'officina elettromeccanica di Cella non portò gli utili sparati e nel 1977 iniziarono le complesse trattative per i nuovi impianti di risalita del Vermost. Nel dicembre del 1978, dopo le dimissioni di Coradazzi, la presidenza tornò ad Anziutti Guerrino, che si adoperò per valorizzare al meglio il nuovo comprensorio del Vermost, collaborando con il comune e con la nuova società per azioni turismo Dolomiti Carniche, incaricata della gestione. A fine anni 70, la situazione finanziaria dell'idroelettrica era critica. Alcuni lavori furono affidati alla SECAB e con l'obbligo di fornire energia al nuovo impianto del Vermost, la società superò più volte i limiti di prelievo dall'Enel, arrivando a sfiorare i 1000 kW e accumulando debiti ormai insostenibili. Si discuteva sempre più spesso di nazionalizzazione, ma le divisioni interne bloccavano ogni decisione. L'amministrazione, infatti, da un lato valutava il passaggio all'Enel, dall'altro prorogava la società, modificava lo statuto e rinnovava la concessione sul torrente Dria, segni di una volontà di proseguire in autonomia. All'inizio degli anni '80 le prospettive di sopravvivenza dell'idroelettrica erano quasi nulle e i soci si dichiararono favorevoli alla nazionalizzazione, mentre il comune, del sindaco Franco Coradazzi Cognol, detenendo l'80% del capitale, si oppose. In attesa di sviluppi, la società aderì all'Associazione Cooperative Friulane. Nel
1981 il consiglio fu rinnovato. La presidenza passò a De Santa Nicolino. La mia storia della DRI è questa. Sono rientrato dalle ferie in Perù e mi sono trovato consigliere dell'idroelettrica. Primo consiglio mi hanno fatto presidente. L'adesione alle associazioni cooperative e il nuovo direttivo rilanciarono la società. Furono rivisti i conti e recuperati oltre 200 milioni di lire da utenti morosi e deciso l'ammodernamento della centrale sul Dria. Dopo l'insediamento del nuovo consiglio, l'idroelettrica intraprese una fase di crescita. Gli utili aumentarono sensibilmente e il debito con l'Enel per l'elettrodotto fu finalmente estinto. Nonostante le difficoltà del recupero crediti, la società consolidava la propria economia e mirava a migliorare i servizi. Anche una piccola cosa che abbiamo fatto è stata automatizzata la contabilità. Praticamente non si faceva più a mano, ma c'erano dei primi computer. Si intensificò l'interesse a partecipare al progetto della nuova centrale sul torrente Tolina, promosso dalla comunità montana e dal comune. Una delle cose più combattute del triennio che ho fatto lì è l'allacciamento dei cannoni, perché tanti non lo volevano finché siamo riusciti a portarlo in porto. Dal 1986 al 1988 presidente fu Perissutti Bruno e dal 1988 la presidenza passò a Corrado Clerici. Io sono stato presidente negli anni 90. All'inizio degli anni 90 la situazione finanziaria era discreta. In quegli anni si completarono nuove linee e l'aumento di tensione a 20.000 volt. Si proseguì a spingere per la centrale sul Tolina, coinvolgendo comunità montana e comune. La priorità per noi era quella di fare la centralina sul Tolina. E assicurò anche la manutenzione dell'impianto Posciadea a Forni di Sotto. A quel tempo le cose poi erano, si parla di 40 anni fa, 30 anni fa, 35 va? Le cose erano un po' più facili. Gli investimenti a quel tempo si potevano fare. Negli anni 90 la società idroelettrica affrontò una crisi energetica dovuta al calo della produzione autonoma, che la portò a dipendere sempre più dall'energia fornita dall'Enel. Per mantenere il controllo locale dell'energia si puntò alla costruzione di una nuova centrale sul torrente Tolina. È energia pulita! Nel 1994 la presidenza passò a Vito Maresia, sotto la cui direzione la società trasferì la sede amministrativa dalla latteria sociale ai locali della falegnameria fornese in Santa Viela e continuò a portare avanti il progetto della centrale sul Tolina. Numerosi furono gli incontri con la comunità montana per trovare un compromesso che garantisse benefici a Forni di Sopra. Tuttavia ritardi e cambiamenti politici ne rallentarono la realizzazione. Nel 2000 la presidenza passò ad Antoniaco Mielvio e si avviò una fase intensa di trattative, investimenti e trasformazioni, al centro delle quali si trovarono principalmente tre impianti: Poschiadea, Dria e la futura centrale sul torrente Tolina. La mia esperienza di presidente è relativa agli anni 2000, 2001, 2002. Sono stati degli anni, a mio parere, importanti per la cooperativa, perché hanno visto, seppur in condizioni finanziarie non certo floride, infatti si è dovuto provvedere ad un indebitamento, però si è portato avanti la completa ristrutturazione della centrale della Dria, e sia la parte meccanica che elettronica è stata completamente sostituita. Questo ha portato, secondo me, dei benefici successivi importanti, non in assoluto da un punto di vista quantitativo, anche se c'è stato un miglioramento anche della produzione, ma soprattutto a livello di affidabilità, di continuità di produzioni anche a regimi di bassa portata. Se da citare un episodio è sicuramente l'anno in cui la cooperativa ha chiuso con un bilancio in rosso, che forse è uno dei pochi casi nei suoi 100 anni di vita, ma non c'è né da meravigliarsi né da vergognarsi, perché è frutto proprio di questo investimento che è stato fatto proprio senza risorse proprie, quindi con un indebitamento bancario, e quindi ha portato anche dei risultati economicamente negativi. Nel 2002 venne completato l'ammodernamento della centrale sul Dria, che consentì di ottenere la qualifica IAFR, impianto alimentato da fonte rinnovabile, necessaria per poter godere dei cosiddetti certificati verdi.
incentivi economici elargiti alle aziende impegnate nella produzione di energia pulita. Un altro punto importante è il consolidamento dei rapporti con le cooperative idroelettriche dell'arco alpino. Si è rafforzata anche questa coesione, questa unione, portando anche a livello nazionale una rappresentanza importante che a tutt'oggi è quella che garantisce una specificità per le cooperative. Dal 2003 iniziò il lungo mandato di Antoniacomi Luigino Menele. I primi interventi riguardarono la manutenzione e il potenziamento delle linee, compreso l'interramento di vari chilometri di condutture. Allora, sono Luigino Antoniacomi, uno dei più longevi presidenti della idroelettrica di questo secolo almeno. Cosa dire? Che praticamente quello che abbiamo potuto fare con squadra, non solo io naturalmente, l'impianto del Tolina è stato un sacrificio veramente difficoltoso, perché cominciando già con la regione, battaglie con la regione, con la comunità montana, finché siamo riusciti a portare nella nostra comunità, non proprio nella idroelettrica, ma al comune, l'impianto del Tolina, che è una sostanza molto proficua per il nostro comune. Il contributo europeo andava sui enti pubblici e dovevamo investire, chiamare in causa il comune, e infatti ero anche sindaco e presidente della idroelettrica, e grazie a questo ho potuto incassare il contributo del Tolina e portarla avanti finché siamo riusciti ad averla nel nostro comune. Nel 2004 il segretario Ivano Dorigo andò in pensione, Ursula Pieli subentrò come responsabile amministrativo e Nicola Clerici come responsabile tecnico. Il 7 febbraio 2025 sono 35 anni che sono dipendente dell'idroelettrica, ma devo guardare là. Io che sono un amministrativo contabile, sono entrata in azienda dove tutto veniva fatto a mano, tutto veniva scritto, diciamo, con la penna e non veniva utilizzato pochissimo il computer. La bolletta era una bolletta semplicissima, era composta da due parti, una parte A e una parte B, e negli anni invece si è articolata ad arrivare a una bolletta composta quasi da una trentina di prezzi circa. Ecco, pian piano ci siamo informatizzati, lo sviluppo maggiore si è avuto con l'arrivo di Nicola nel 2004, che ha iniziato a dirmi: guarda che risparmi molto più tempo, più carta, più penna, e pian piano abbiamo trasformato i libri tutti in file. Tra il 2006 e il 2007 si intensificarono le complesse trattative sul progetto idroelettrico del Tolina, con bozze di convenzioni, mediazioni regionali e molte difficoltà tra gli enti coinvolti. L'idea che ci eravamo fatti noi dall'ufficio era di riuscire a portare questo impianto all'idroelettrica, e ogni volta che andavamo a condividere assieme a tutte le altre autorità una bozza di accordo fra il comune, la regione e l'idroelettrica, io e Nicola tagliavamo sempre una frase, perché c'era a un certo punto il capitolo citava: l'impianto potrà essere ceduto all'idroelettrica, e noi scrivevamo sempre: l'impianto sarà ceduto all'idroelettrica, dovrà essere ceduto all'idroelettrica, e ogni volta ci toglievano, diciamo, questo verbo. Venne definito un protocollo per diritti di riscatto sull'impianto. Il progetto si consolidava come opera strategica per il territorio e nel 2007 iniziarono finalmente i lavori, conclusi nel 2008 con una spesa di oltre 4 milioni di euro, coperta da fondi comunitari. Nel contempo si avviarono le pratiche per acquisirne la proprietà dal 2014. Poi un altro impianto, secondo me molto utile, è stato l'anello elettrico del Mauria. Grazie a Giulio Tremonti ci siamo dati da fare perché dall'altra parte arrivasse il contributo con l'Enel, di qua nel Mauria con la regione, e siamo riusciti a realizzare anche quello. Tra il 2005 e il 2011 la società idroelettrica realizzò, insieme al Cadore e all'Enel, l'elettrodotto di controalimentazione a 20 kW tra Fornì di Sopra e Lorenzago, con una nuova cabina, Cridola,
Inaugurato nel 2011 alla presenza di autorità nazionali, del Ministro dell'Economia e vertici regionali. L'impianto rafforzò la rete elettrica riducendo i blackout e garantendo continuità di servizio tra Friuli e Veneto. Nel 2009 l'idroelettrica assume la gestione dell'illuminazione pubblica del comune, ampliando manutenzione e installazioni, consolidando la propria presenza e aprendo investimenti in energie rinnovabili. A un certo punto abbiamo dovuto adeguarci anche noi e abbiamo sostituito tutti quanti i contatori con i contatori più moderni e così si andava un po' a qualificare anche l'intervento dei dipendenti dell'ufficio stesso nella compilazione delle bollette e di eventuali guasti che potevano verificarsi. Noi abbiamo sempre cercato fonti alternative anche sull'idroelettrico, abbiamo fatto l'impossibile tentando più e più volte una centrale idroelettrica sul Rio Calda. Purtroppo le condizioni di oggi a livello normativo regionale non ci permettono più di sfruttare questo tipo di fonti e onestamente va riconosciuto che già dal periodo Sabia con l'invaso di Sauris con 17 opere di presa in comune di Forni di Sopra abbiamo già pagato un grosso dazio ai nostri fiumi e quindi ci può stare di non andare ad utilizzare ulteriormente quel poco che è rimasto libero. Accantonata l'idea di sfruttare le acque del torrente Calda, l'idroelettrica investì nel fotovoltaico, approfittando degli incentivi statali. Nel 2010 entrarono in funzione 3 impianti a inseguimento solare in località Plan dal Moro, uno da 20 kW e 2 da 200 kW, capaci di produrre oltre 400.000 kWh all'anno. Anche questi hanno avuto i loro pro e i loro contro, tanti anche contro perché ovviamente a tanta gente proprio non piacciono esteticamente, ma il beneficio c'è. All'incirca 600.000 kWh prodotti ad anno, che stimando così un po' il fabbisogno di 250 famiglie più o meno. La cosa poi interessante del fotovoltaico è che per la nostra rete abbinato all'idroelettrico va a compensare proprio i picchi di assorbimento dei nostri 2000 circa clienti. E quindi si sposano perfettamente le due tecnologie perché di giorno c'è questa maggior richiesta di energia e che viene compensata dal fotovoltaico. Dal 2014 la società idroelettrica gestisce dei servizi legati alla rete Enel, intervenendo su manutenzione e comunicazioni. Nonostante consumi in calo, il bilancio resta positivo grazie a idroelettrico e fotovoltaico, con priorità su ammodernamento rete, sviluppo software, mitigazioni ambientali e nuovi progetti sul Rio Calda. Dobbiamo dire che l'idroelettrica è una green nel vero senso della parola, perché già con gli impianti idroelettrici, l'impianto fotovoltaico e tutto quello che stiamo facendo per l'ambiente, penso che sia una società insostituibile in Carnia per quanto riguarda questo aspetto. Tra il 2015 e il 2018 la società idroelettrica affronta criticità operative, calo produttivo e nuovi obblighi normativi, ma rinnova contratti e avvia interventi di manutenzione. Conclude l'acquisto dell'impianto fotovoltaico da Brenta Energia nel 2016 e della nuova sede di via Fortunato de Santa, dove si trasferisce nel 2018. L'inaugurazione ufficiale, coincisa con il 50° anniversario della centrale Idria, segna un importante traguardo di crescita e di radicamento sul territorio. L'evento è avvenuto sotto la presidenza di Corradazzi Iginio Bianchi, subentrato nel maggio dello stesso anno. Questa ricorrenza ha offerto l'occasione per ripercorrere le origini e i momenti più significativi della società, la cui importanza per la comunità è stata sempre confermata dall'ampia partecipazione popolare, soprattutto nei periodi più difficili. Quindi hai fatto sia un 50° che un centenario. Esatto, sì, ho fatto il 50° e il centenario. Diciamo che per il centenario secondo me il discorso che i nostri, chiamiamoli avi, nonni, hanno capito che Forni di Sopra già a quei tempi, non avendo energia, non avendo niente, doveva costruire in formato cooperativo quelli che erano i servizi che Forni di Sopra iniziava a
cercare ma che non aveva sul territorio. E quindi... L'attività prosegue con interventi di interramento, potenziamento linee e decorazione delle cabine e nuovi investimenti triennali. Vengono sottoscritti gli affidi per l'illuminazione pubblica e impianti fotovoltaici nei comuni di Forni di Sopra e Forni di Sotto. Nell'autunno del 2018 la violenta ondata di maltempo, nota come tempesta Vaia, colpisce anche la nostra valle, provocando grandi danni al territorio e in particolare alla rete elettrica locale. Frane, allagamenti e la caduta di alberi rendono difficile la viabilità e mettono a dura prova il sistema di distribuzione. Nonostante le difficoltà, la società idroelettrica interviene con impegno e professionalità, coordinandosi con enti e istituzioni per affrontare l'emergenza e garantire il più rapido ripristino possibile del servizio. Il primo impatto della mia presidenza è stato proprio Vaia, per cui ti dico, abbiamo lavorato giorno e notte per poter dare di nuovo energia al paese. Avevamo saputo che l'Enel prima di 2 o 3 giorni non sarebbe riuscita a fornirci di nuovo l'energia, per cui abbiamo scelto di prendere un generatore da, ti direi, 1500 kW, l'abbiamo messo in Santa Viela e siamo riusciti a dare energia tutta la nostra località, tutto Forni di Sopra. Per tentare di noleggiare questo generatore siamo andati il primo viaggio l'abbiamo fatto fino a un pezzo, la seconda volta fino a Socchieve, la terza volta alle 2 di notte siamo arrivati fino a Villa Santina, quindi da lì siamo riusciti a portare questo generatore. Consumavamo 2400 litri di gasolio al giorno per poter dare l'energia a tutto Forni. Altre alluvioni seguirono negli anni successivi, in particolare nel 2021. Nel 2023 parte la sostituzione massiva dei contatori 2G e si introducono nuovi sistemi di telelettura. Sul fronte infrastrutturale emergono gravi problemi alla centrale Dria, per cui si avviano interventi urgenti di consolidamento, automazione e ammodernamento. Secondo me una delle sfide importanti che abbiamo affrontato è un po' quella tecnologica. Siamo stati i primi a dire perché dobbiamo per forza passare tutte le comunicazioni sulla rete di telefonia cellulare quando questo ci obbliga a accettare le condizioni che ci ponevano i vari operatori. All'epoca non ce n'erano per l'altro molti. Per primi abbiamo provato a svincolarci da quella tecnologia, abbiamo creato un ponte radio nostro, una rete wifi nostra che copre quasi tutto il paese, tutte le cabine di distribuzione, e abbiamo abbattuto del 90% i costi di trasmissione. Con l'arrivo del 2024 la società accoglie il nuovo presidente Antoniutti Giulio Marin, che avvia subito un piano di ammodernamento della rete. Nel frattempo si conclude la transizione al mercato libero, con segnali positivi sul fronte produttivo ed economico. Tra fine 2024 e 2025 valuta il salvataggio della cooperativa SMA, in fallimento, ma rinuncia dopo un'analisi che evidenzia costi insostenibili. Prosegue invece con successo la sostituzione totale dei contatori, portando a compimento un ciclo pluriennale di investimenti. Raggiunto il centenario di vita, la società conferma il proprio ruolo di riferimento per la comunità, unendo innovazione, responsabilità sociale e sostegno al territorio. Per me questo non è soltanto un anniversario, ma bensì è una testimonianza di un secolo di innovazione, dedizione e impegno delle persone che ci hanno preceduto. 100 anni fa i nostri avi hanno avuto un'intuizione audace, cioè quella di portare progresso all'interno delle nostre abitazioni. Ma secondo me
loro non costruirono soltanto una centrale, ma un pilastro per lo sviluppo sostenibile della nostra comunità. E posso dire la cosa più importante che ho imparato in questi 20 anni, secondo me, è lo spirito della cooperazione. E abbiamo visto che a volte ci si rende conto di far bene le cose senza volerlo. Alla fine, quando ti chiedono ma fammi vedere come le fai, ma perché le fai così, ma perché dai assistenza a un cliente che non è tuo cliente ma è cliente di un tuo concorrente, alla fine questi atteggiamenti alla lunga pagano e sono atteggiamenti propri della cooperazione, secondo me, dove il cliente non è solo un cliente ma proprio un socio, è una parte dell'azienda, oltre a essere a tutti gli effetti uno dei titolari. Ora noi come società continuiamo con questo impegno, ma ovviamente con uno sguardo rivolto alle difficoltà odierne, e per questo comunque noi ricerchiamo energia pulita e rinnovabile per far sì che la nostra comunità abbia uno sviluppo sostenibile. Oggi celebriamo non solo la storia, ma anche il futuro, un futuro fatto di innovazione, sostenibilità e cura per il nostro territorio, con l'orgoglio di appartenere a una comunità che ha saputo trasformare l'acqua in energia e la collaborazione in forza collettiva. Ora mi sento comunque di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla crescita di questa società, in particolare i dipendenti, gli amministratori, ma in primis vorrei ringraziare tutti i soci che fin da subito hanno creduto ed investito in questa società. Però sì, vi ricordo veramente tutti con grande affetto queste persone. Grazie di cuore anche a chi purtroppo è stato involontariamente dimenticato e a chi opera dietro le quinte. Nella nostra cooperativa, dove la contabilità è gestita internamente e solo alcune pratiche vengono affidate a strutture e o consulenti esterni, mi preme ringraziare i componenti del collegio sindacale che durante tutto l'anno collaborano con l'ufficio ed in particolare con me per la buona gestione ed il funzionamento della cooperativa. È importante riconoscere il loro ruolo di supporto e controllo. Grazie Roberto, Dino e Fabio per il prezioso supporto ed edizione. Ursula. Ed infine un grazie alla ditta For Adventure di Forni di Sopra e a Rachele De Santa per questo splendido ed emozionante video. Lo staff Driva.